Un'insalata primaverile che mi piace molto. La realizzo con le fave fresche, ma ci aggiungo degli ingredienti che la rendono davvero sfiziosa, come i cipollotti freschi di Tropea che lascio marinare qualche ora, le olive taggiasche e scaglie di formaggio. L'abbinamento perfetto con le fave in questo caso sono proprio i cipollotti di Tropea. Ne taglio 2 a rondelle molto sottili. Le sposto in una ciotola che posso chiudere ermeticamente e aggiungo un po' di sale, pepe nero macinato, 2 cucchiai di aceto, 2 cucchiai di olio di oliva e un po' di menta essiccata, solo perché non ho quella fresca. Potete scegliere l'erba aromatica che preferite. Chiudo, agito un po' il barattolo e lascio marinare così almeno un paio d'ore. Se volete prepararle il giorno prima, conservatele in frigorifero. Adesso il lavoro un po' più noioso, ma ne vale la pena. Sgrano le fave, tolgo l'occhio con il coltello e con tanta pazienza tolgo tutta la pellicina. Le divido in due così che possano prendere meglio il condimento. Condisco le fave con poco sale, pepe nero e olio di oliva, giusto un filo. Adesso le metto direttamente sul piatto che porterò a tavola e le arricchisco con i cipollotti. Le olive taggiasche e il formaggio in scaglie. Un pecorino siciliano, ad esempio, sarebbe perfetto. Ma per incontrare il gusto dei miei commensali, questa volta ho scelto un formaggio più delicato. La mia insalata è pronta, un piatto contadino davvero sfizioso. Non è buona solo come contorno, ma secondo me è perfetta anche come antipasto. Mi piace portarla a tavola insieme a tanto pane casereccio, salumi e formaggi locali. Vi aspetto presto con una nuova video ricetta. Un abbraccio da Valentina.